Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. È in pieno corso di svolgimento a Verona la 114esima edizione di Fiera Agricola, fino a sabato, 1 febbraio, un evento per l'agricoltura importante, non solo nazionale ma anche europea. Tantissimi gli eventi in programma durante le giornate, possono essere dal sito della fiera, dal sito internet della fiera si possono vedere tutti gli eventi in programma. Per quanto riguarda invece la Regione Veneto e l'agricoltura veneta, il cuore pulsante è nel padiglione 4, dove c'è lo stand appunto regionale con tutti gli enti della Regione Veneto presente, quindi Veneto Agricoltura, VEPA, ARPAV, il CSQA, la Regione presente con il PSR, presente con il portale Piave e così via. Tantissimi gli incontri in programma proprio nella saletta convegni al padiglione 4 della Regione Veneto, interessantissimi, anche questi appuntamenti possono essere scaricati dal sito, visti l'elenco dal sito di Veneto Agricoltura. Tra questi ci sono vari appuntamenti interessanti, ne abbiamo oggi due ospiti, la dottoressa Alessandra Liviero e il dottor Federico Correale, che ci parleranno di due di questi eventi in programma. Io direi, Alessandra, iniziamo con te perché giovedì 30 giugno saranno presentate le prime valutazioni sull'andamento dell'annata agraria 2019. Com'è andata? Allora, l'annata non è stata proprio positiva per via dell'andamento climatico in primis, con i conseguenti problemi fitosanitari, poi ricordiamo altre questioni come la cimice asiatica, per cui quest'anno abbiamo avuto, secondo i primi nostri dati, una diminuzione del valore della produzione di circa 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente, un valore della produzione che si aggira sui 5,7 miliardi di euro. Le imprese continuano nel loro trend di calo, calano molto di più le imprese individuali, siamo a meno 2,2% rispetto all'anno precedente, in aumento comunque le imprese, le società di persone che sono arrivate a rappresentare circa il 18% della quota complessiva delle imprese agricole venete. Bene anche comunque il saldo della bilancia commerciale che ha visto una diminuzione del 68% e quindi c'è buona speranza che questo assottigliamento del saldo negativo della bilancia commerciale continui anche prossimamente e quindi insomma a beneficio del settore agricolo veneto. Ricordiamo che tutti i dati, il report definitivo, anche questo può essere scaricato dal sito internet di Veneto Agricoltura. Benissimo, benissimo. Alessandra, poi ci torniamo un momentino sulle colture, sull'andamento delle diverse colture. Venerdì 31 invece è in programma una giornata, o meglio, ci sono due momenti dedicati proprio alle strategie in atto riguardanti il carbonio nel suolo, no? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un tema di grande attualità perché riguarda sostanzialmente due aspetti importanti in agricoltura. Uno è quello della fertilità dei nostri suoli, quindi della effettiva disponibilità di sostanza organica che, come sappiamo, è in molti casi al di sotto di quello che si dovrebbe avere per per ottenere dei risultati colturali adeguati. E in seconda battuta perché il suolo è sempre di più considerato come elemento di primo piano per quanto riguarda le strategie di accumulo del carbonio in uno scenario che ben conosciamo, che è quello del cambiamento climatico, che sempre di più incide ed affligge i vari settori economici e in primis l'agricoltura. I due momenti saranno un approfondimento, la mattina con un convegno, il pomeriggio con un approfondimento tecnico su alcune delle strategie principali che ci consentono di riportare il carbonio al suolo e anzi di poter considerare in prospettiva i nostri suoli agricoli come un grande serbatoio dove poter in qualche modo trasformare e accumulare la CO2 atmosferica che, come sappiamo, è uno dei gas climalteranti su cui più è necessario lavorare. Benissimo, ci ritorniamo tra un po' per entrare un po' più sui dettagli di questa importante strategia. Alessandra, invece per quanto riguarda le singole colture o comunque le principali,
Com'è andata nel 2019? Allora, annata assolutamente da dimenticare per la frutticoltura. Le frutticole hanno risentito moltissimo dei problemi meteorologici, quindi di maggio molto piovoso e soprattutto anche della cimice asiatica, che ha influito molto negativamente sulla produzione delle pomace e del kiwi. Per il pero abbiamo addirittura delle perdite in resa e produzione di oltre il 60%, 30% per mele, kiwi, ciliegio, quindi diciamo un'annata abbastanza forte dal punto di vista della perdita di produzione per quanto riguarda le frutticole. Male sono andate anche le grandi colture e le colture industriali. Le rese sono state negative per quasi tutte le colture, eccetto che per la soia, e un record segnato per la regione Veneto solamente per il girasole, che con 4.400 ettari non ha mai avuto un'estensione così ampia, però comunque le rese sono state negative anche per questa cultura. Per esempio il frumento duro ha segnato quest'anno una resa inferiore rispetto all'anno precedente del 20% ed è la resa minore degli ultimi 20 anni in Veneto. Andando invece un po' più agli aspetti positivi, le colture orticole per esempio, nonostante problemi per le rese produttive dovute sempre a problemi di marciumi, sempre a causa appunto dell'andamento climatico, hanno avuto un forte incremento delle produzioni, della superficie dedita a questo tipo di produzione del più 9%, che grazie anche all'aumento dei prezzi, proprio per la scarsità di prodotto, ha incrementato il fatturato complessivo di circa un 18% rispetto all'anno precedente. Benissimo, ricordiamo a chi ci sta seguendo che, come abbiamo già detto, il report finale, definitivo, può essere scaricato dal sito di Veneto Agricoltura con tutti i dati che ci stai esatto, con tutte le brevemente tabelle, i annunciando. dati per singola cultura. Perfetto. Poi ricordiamo insomma è completo anche per il settore della zootecnia, Sì. del latte e così via, insomma lattiero caseario e tutti i comparti. Perfetto, ricordiamo che l'appuntamento è in fiera a Padiglione 4, Regione Veneto, giovedì 30 gennaio alle ore 11:30, conferenza stampa di presentazione appunto delle prime valutazioni dell'annata agraria 2019. Federico, torniamo invece al carbonio. Gli agricoltori come possono trarre beneficio da queste strategie? Il tentativo è di trovare delle soluzioni che abbiano una sostenibilità economica da una parte e che riescano a in qualche modo ottenere dei buoni risultati sul fronte, come detto, dell'incremento della sostanza organica. Nel convegno verranno in qualche modo affrontati tre ambiti, non possiamo proprio chiamarle tre strategie, ma tre ambiti di possibile azione. Una è quella che riguarda tutte le tecniche che abbiamo sempre definito come agricoltura conservativa, ecco, usiamo meno il termine sostenibile che un termine più generico, conservativa, nel senso che è un'agricoltura che tende in tutte le maniere a fermare, a bloccare la perdita di carbonio e di sostanza organica nei nostri suoli. Veneto Agricoltura ha una lunga tradizione dal punto di vista della ricerca e della sperimentazione in questo campo e in particolare verranno presentati più di 8 anni di attività nelle aziende dimostrativo sperimentali di Veneto Agricoltura dove sono state valutate tutte le principali tecniche che si possono applicare in agricoltura conservativa, quindi dalla minima alla non lavorazione, strip tillage e tutte quelle tecniche che consentono in qualche modo di minimizzare gli input energetici e di conservare il più possibile invece lo stock di carbonio al suolo. Quindi seconde colture, colture intercalari, eccetera, eccetera. Secondo grande ambito è quello della cosiddetta agroforestazione, un termine italiano che non rende molto il termine inglese agroforestry, e che sempre di più sta diventando uno dei pilastri in futuro della possibilità di riaccumulare carbonio nei nostri suoli agricoli. Si tratta di prove abbastanza giovani che stiamo facendo, anche se anche qui l'esperienza è lunga di Veneto Agricoltura sul tema della forestazione agricola, ma in questo caso stiamo focalizzando la compatibilità diretta fra le rotazioni, le tecniche, la meccanizzazione e l'agricoltura moderna sostanzialmente e una consociazione funzionale strettamente correlata con la coltivazione dell'albero in varie forme.
Terza strategia importante è quella che riguarda la connessione diretta fra la produzione di biogas agricolo e quindi a cascata la produzione di digestati e la possibilità di utilizzare in un ciclo virtuoso di economia circolare questi digestati per un ritorno del carbonio al suolo, in contesti evidentemente dove la zootecnia è l'elemento portante dell'economia della nostra campagna. Certo, bene. Grazie Federico. Chiudiamo ricordando gli ultimi appuntamenti, quindi oggi pomeriggio alle 14:30, quindi giovedì 30 gennaio alle 14:30 c'è la presentazione dei nuovi bandi, degli ultimi bandi del PSR da parte della Regione Veneto, poi venerdì 31 il CSQA, un convegno su sostenibilità per il mondo agricolo e rurale, alle 11:30, mentre alle 14:30 l'ARPAV organizzerà un incontro sull'informazione agrometeorologica per un'agricoltura sostenibile in un clima che cambia. Ultimo, sabato 1 febbraio, un importante workshop promosso sempre da Veneto Agricoltura con l'UNAGA e l'ARGAB, le associazioni di giornalisti agroalimentari, su Green Deal e futura PAC. Quindi questa grande e importante strategia dell'Unione Europea a favore dell'ambiente e del clima in rapporto alla PAC. Quindi argomenti interessanti nel cuore della fiera agricola, il quartier generale della Regione Veneto, Padiglione 4. Vi aspettiamo, un arrivederci a tutti.